streetnewsmagazine.it, siamo qui alla partita dei sogni con Giovanni Chiovino, nonché fratello di Andrea. È una giornata meravigliosa, sport e arte uniti per Andrea, ne ricordo di Andrea. Soprattutto è una bellissima giornata di sole e me è una immensa gioia che tutte queste persone si sono riunite per ricordare mio fratello. Ne parlavamo giusto ieri con qualche messaggio. Andrea era una persona che entrava nel cuore e questa è una partita benefica per l'associazione Andrea Io Vivo e probabilmente proprio ciò che voleva Andrea, il fatto di comunque donarsi anche semplicemente in un momento difficile per gli altri. Sì, Andrea viveva per gli altri, Andrea era buonissimo, portava sempre gioia, anche se era triste lui non lo dava mai a vedere, cercava sempre di risollevare il morale delle persone. Ok, perfetto. Mi racconti un aneddoto veloce, qualcosa di Andrea? Una volta quando stavamo facendo il film di Siani dovevamo scendere da una collinetta sulle montagne con lo slittino e spiegarono come si frenava con lo slittino. Dovevamo scendere, nessuno si buttava, io guardai mio fratello, lui guardava me, io scesi e frenai. Mentre stavo frenando a un certo punto, pam, sento un urto fortissimo, faccio un volo di 4 metri e cado davanti a Siani ed era lui che mi era venuto dietro. Perfetto, perfetto. Allora facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News Magazine. Ciao Street News Magazine, alla prossima! Grazie.